secondo me Gaetà, dopo la partita dell'altra sera che abbiamo visto, secondo me c'era anche qualche profilo interessante, no? Di qualche ragazzo. Magari prova a fargliela vedere pure a lui, vediamo un po' se ha la stessa nostra idea, se inizia a vedere qualche ragazzo che abbiamo già visto noi. E vediamo se... magari quello che li conosce un po' di più. Esatto, magari magari lo agevoli un po' così. Certo, non ci saranno ragazzi comunque. Esatto, però vediamo se c'ha l'occhio per... tra quelli più bravi se... si è visto giusto. Esatto. 1, 2, 3, go! Andiamo signori, oggi è giornata molto importante perché per la prima volta dopo essermi calato io nel mondo della procura, quindi nel mondo di Gaetano in questo caso, è lui a calarsi nel mio mondo, perché nell'ultimo episodio, se avete sentito bene, lui e Ciccio discutevano un po' sui profili che hanno visto durante la semifinale di Icon Cup tra Sporting Cobra e Napoli Creators. Mi hanno detto di portare qualche buon profilo che secondo me potrebbe ben figurare. Io ho fatto un po' mente locale su quelli che potevano essere i calciatori che potevo chiamare. In realtà non mi sono soffermato solo a questo, sono andato oltre, ho voluto portare anche un altro calciatore del Napoli Creators che non ha giocato la semifinale e in più, per coinvolgere tutti voi che state seguendo questa serie assiduamente e in maniera molto attiva, ho creato anche una storia sul mio profilo Instagram dove appunto chiedevo, anzi cercavo un difensore di età compresa tra i 18 e i 24 anni disposto a registrare un video su YouTube ovviamente di Napoli. Molti mi avete scritto da tutte le parti d'Italia in realtà. Purtroppo per questioni logistiche e anche proprio di comodità in questo momento non ho potuto far altro che prendere le persone di Napoli, ma non demordete, attenzione, perché voglio dare spazio a tutte le persone brave a giocare a calcio ma che sono state un po' sfortunate in questo settore, in questo mondo. Quindi attenzione perché ho le idee molto chiare su questa cosa, anzi colgo l'occasione per ringraziarvi veramente tutti quanti perché state seguendo questa serie, state mandando tantissimi messaggi, così come tantissimi video mi avete mandato per farvi prendere e per registrare questo contenuto qui oggi. Un fortunato, chiamiamolo così, ha vinto questa possibilità, tra virgolette ha vinto questa possibilità, ma senza perderci troppo in chiacchiere, adesso al campo qui ci sta aspettando Gaetano Fedele per valutare i profili che ho portato io. Sarà una bella sfida per me. Gaetano, allora ti ho portato finalmente nel mio mondo. Ce l'hai fatta Giovanni, come giusto che sia, è anche corretto che io cerco di capire un po' anche il tuo modo di vedere le cose, perché credo che lo scambio di idee, lo scambio di mondi diversi, come dicevo prima, sicuramente migliorare tutti. Quindi fammi vedere un pochettino quello che mi hai portato, vai! Ti ho portato alcuni ragazzi, però ho una domanda prima di partire, perché c'è una terza sedia. E allora Giovanni, lo sai bene, c'è una terza sedia perché c'è sempre insieme a me una persona professionista del settore che ci aiuterà a capire il livello dei ragazzi che hai portato. E quindi ti presento Ivano Trotta. Oh, Ivano, bene? Sì. Giovanni. Piacere mio. Ospiti sempre di livello. Allora, sempre ex professionisti, lui oggi si dedica alla formazione e al miglioramento di tanti giovani a livello individuale, quindi chi meglio di lui ci può aiutare a capire i ragazzi che hai portato. Okay. Te la senti? Io me la sento, voi me la dovete sentire voi, di valutare pure i ragazzi. Allora io ho portato, come hai detto con Ciccio nella scorsa puntata, qualcuno del Napoli Creators, qualcuno l'avevate manco mai visto nella partita perché non hanno giocato, Sporting Cobra perché hanno giocato contro di noi in semifinale e poi ho voluto dare spazio anche ai ragazzi che stanno seguendo la serie e quindi bravo. Però ti posso dire una cosa, comunque tra quelli che conosciamo hai scelto bene, quindi partiamo bene, partiamo già bene. Ma o sei stato fortunato o sei stato bravo? Ho imparato. Bravissimo. Allora facciamo presentare prima i ragazzi e Vai. poi li mettiamo alla prova. Facciamo presentare il primo. Ciao a tutti, sono Antonio Galasso, ho 23 anni, gioco per il Napoli Creator e quest'anno ho iniziato la mia esperienza a quarto in eccellenza, seguendo poi a Puglianello e finendo al Casoria con purtroppo la finale sfumata ai playoff. Ciao, sono Alessandro Oliva, ho 23 anni, quest'anno ho giocato in eccellenza a quarto e soprattutto per questa grande squadra, il Napoli Creators. Ciao, sono Francesco Russi, ho 23 anni e nel passato ho giocato nel settore giovanile del Napoli, qualche anno di Serie D tra Cavese, Torres e varie e quest'anno ho concluso l'anno con la Campania Putorana in prima categoria. Ciao, sono Vincenzo Giubilo, gioco per lo Sporting Cobra e ho giocato quest'anno in promozione alla Marchisa. Perfetto, tutti quanti hanno giocato, stanno continuando a giocare. Mentre arrivano palloni, vi devo anche dire che abbiamo purtroppo dovuto chiamare un portiere, perché poi giustamente dobbiamo fare delle challenge sul campo, abbiamo dovuto chiamare un portiere. Purtroppo no, non c'era un altro portiere, il nostro titolare, Dario. Abbiamo chiamato il secondo che si presenta adesso. Vedi, è una presentazione che già non lascia... Non lascia sì.
Perfetto, allora partiamo subito, andiamo con la prima sfida. Lo fai tu, oggi hai campo libero. Ok, 3 tiri a testa ragazzi, stop e tiro, con la possibilità che il portiere vi dice anche il numero di tocchi che avete. Bocca al lupo ragazzi. Bocca al lupo. Bene, bene. Io li conosco, quindi sta a voi. Palo non è gol, dice qualcuno, però... No, direi proprio di no. Allora, lui in allenamento, se vuole, le mette tutte dentro. Ma che sei il giocatore del giovedì? Sai chi sei il giocatore del giovedì? Un calcetto, non lo so. No. Vedi? C'è il giocatore del giovedì. Ci sono quei giocatori che in allenamento fanno paura. Poi la domenica le vedi al campo, che c'è la pressione, lo I 30.000. 30.000 sti cagano addosso. E noi li chiamiamo i giocatori del giovedì. Perché il giovedì all'epoca faceva la partita. C'è da commentare qua. Era troppo forte. Mamma mia, io l'ho detto, Mamma mia. Oh, senza stop, di prima. Che cosa ha fatto? Tu li facevi così? No, stavo Però tutti i colpi le hai fatte. Ho fatti, giocavano così. Bello. Io ho detto già, uno non calcio. Mi rifiuto. Jacopo. Ha parata bene. Noi stiamo valutando, cioè valuterete i giocatori, però a porto Andrea ora... il portiere. Questa è una L'occhio bella del portiere ormai ce l'abbiamo anche per... Questa è una bella parata. E meno male che eri secondo. Bella questa. Meno male. L'angolo su. Ale ti conosce, lo sappiamo che ti conosce, però pure tu conosci lui. Occhio, attenzione. Vabbè. Che bene. dici? Il tiro ci sta? Sì, il tiro ci sta. Qualità, poi c'è un bel fisico. Dai da allora. Siamo ben fisici. Lui è preciso. No, lui è più preciso, è più potente. Bravo. Anche se non ho mai visto tirare a uno con l'orologio. Ok. Allora, per il momento vi dico, come informazione importante, secondo me abbiamo visto un centrocampista e un centrocampista più offensivo. Lui è difensore. Lui. Sì. Si vede, però vediamo il secondo. Beh, si vede il classico tiro da difensore. Non possiamo Lo sai che stavo guardando che è un'altra cosa? Il primo controllo. Primo controllo. Il primo controllo determina la questo è fatto bene in avanti e si è trovato bene. Però il primo controllo determina tanto. Invece sai cosa stavo notando? Che non ce n'è uno, omologi, che utilizza i due piedi, neanche nello stop. Lo so. Tutti con due piedi. Però non perché voglio spezzare una lancia a favore dei miei, nel senso di quelli che conosco della squadra, ma sanno calciare sia di destra che di sinistra. Lo so bene. Come no? Piano piano lo farà. Però ad ora ti risultano perché tu quando stoppi con un piede e calci con l'altro recuperi un tempo di gioco che è importante. Sì. Questo pure C'è è una forza partita sto bene, ragazzo, sì, già si è visto. Questo lo ricordo, lo vedi alla semifinale. fece bene. Sì, era tra i più talentuosi Sì. del Cobra. Quella pure è stata una partita sofferta, bella. Giusto. Però qua lo stop vedi ha fatto che se l'è portato bella avanti. Si è portato avanti, caviglia tosta, rigida. Ecco, però quello che stiamo vedendo sono tipi. Bello. Bello. Questo mi è piaciuto. Sai perché? Perché? Perché diceva un vecchio mister che tu non conosci, che si chiama Elenio Herrera. Ricordate che il tiro è un passaggio nella rete. Non Bella. interessa la forza, è la precisione. Vedi come per esempio Oliva tira molto preciso. Lui ha alternato questo e quello. Però che dici? Sì. Come prima... Bene. Certo, io diciamo per dovere professionale sono l'occhio un po' nel dettaglio, no? Che il dettaglio non è migliorabile loro, è migliorabile anche in giocatori a categorie importanti. Però hanno delle belle basi, il tiro, la postura del corpo, il controllo si può sbagliare sempre un pochino, però. Così a sensazione, a Sì. sentimento a quello che hai visto, che ti ha colpito di più per il momento, tanto è tra di noi per il momento. Chi mi ha colpito di più? Vabbè, quel tiro di prima del primo ragazzo. Antonio ha fatto un bello Allora, per cos'è che è? Un gol del genere, se non ce l'hai non può venire per caso. La caviglia, il tiro, sotto incrocio, cose bellissime. Allora, abbiamo fatto la prima sfida, bene. Facciamo la seconda, attacco e difesa. Contro uno o 2 contro 2, che fai? No, facciamo 1 contro 1. Ok. Quindi ragazzi, le coppie sono state fatte, c'è Giubilo contro Ale Oliva, 3 attacchi e 3 difese. Stessa cosa, Rossi, Galasso. Non vedo l'ora, devo dire la Ok, sì, verità. sono molto curioso. Sono Pure molto io. curioso. Vediamo.
andato sul destro, hai visto? No, dico però il difensore che si è dalle spalle nell'1 contro 1. Primo errore che hai notato. Quando cambia postura l'ha cambiata dando le contrario. spalle. Sì, al contrario. Sta messo sul lato bene, lo indirizza e lo devi attaccare prima, se no dentro l'area dopo Sei morto. sei morto. Quando vai nella, pensa, si dicevano sempre, devi immaginare che l'area di rigore è un burrone, se il difensore va là dentro sta nel burrone. Adesso è stato bravo, adesso, bravo, adesso si è bello. girato con la postura giusta. Poi ti fa sempre finta, Ed è andato entro in non punta. entro, entro non entro, così guadagni terreno con l'attaccante. Però quando ti attacca da lasso a me viene un'ansia. Sì. Perché quando andare da qua da là, io Sì. Bello! Bello, bravo! Bravo! Che bello, la difensura. Il difensore è uscito Calcolando bene così, e dopo è guarda, stato vedete? freddo. No, poi l'ha messo bene all'intruso. Buono! Ah, Oh, bravo. pure di sinistra qua. Ho saputo scegliere che età. tu sei il mio orgoglio, se bravo. perché se sai scegliere qualcosa ti avrò pure insegnato. E quindi Ed hai fatto un dobbiamo gran vedere le due lavoro. cose. È andato bene come stile, dai. Sì. Abbastanza equilibrata, mettiamola così. Se dovessi dire alla pari. Sì. Mi aspettavo qualcosa in più, dico la verità, da Galasso conoscendolo, solo perché lo conosco. Personalmente apprezzo di più Il il difensore. difensore anche nella struttura, nella fisicità, un po' più longilineo. Seconda sfida. Ale. Allora, questa dovete sapere Sì. è la finta più Io conosciuta del web. Ecco. Ah, Quando cambia direzione, sì, sì. un po' imprendibile, dico la verità. Ah, ok. Cioè, ne abbiamo fatti di tornei, Certo. Questa però funziona pure che sempre. lo conoscono. Funziona sempre. Perché c'è i primi passi veloci, Sì. quindi diventa difficile andargli dietro. Oh Ale, dai! Abbiamo anche un evento importante in settimana. Questo video già sarà uscito, speriamo bene. Il mio difensore. Sì. È venuta bene, mi è piaciuta questa. Sì. Molto No, però equilibrato. Sono equilibrate. Sì. Ho visto Giubilo che mentre si girava cacciava la lingua da fuori Giubilo. per dire comunque è pesante a beh. difendere. Ah, Vediamo al contrario cosa Ce l'ha succede. tirata con può essere una sorpresa. Che Che t'ho detto? Bella! Che t'ho detto? Buono. Bravo. Olivo ce l'ha tirata forte con astuzia all'inizio, hai visto? No, per mettere in difficoltà. Ci E sembra perché Olivo, siamo abituati a questo tipo di... Come si chiama in italiano questa? Mi verrà. Di verrà. italiano, Questo è cazzino. Bravo! Di qualità. Tutto così e Avete il così. controllo, bravo. Avete condizionati. È stato il controllo. Sì, bravo. L'ho notato pure io stavolta. Vuol dire che hai visto benissimo. Però ti dicono, sai che. Che poi vedi qualche altra cosa per giudicare. Guarda, io ne farei un altro, onestamente, sai? Di uno contro uno, a testa. Bravo, C'è sì. un attacco e una difesa a testa tutti quanti. Sì, sì. Facciamo un attacco e una difesa a uno. testa tutti quanti. Quando parte così io te l'ho È detto. tremendo, Quando proprio. parte così è tremendo. Da fa gol però, il gioco lo parte sai. così, quando parte così è da fa gol, però che bravo. Questo non te lo meritavi, il palo non te lo meritavi, sto spendendo solo belle parole. Però, premesso sì che cioè, si vede che tu hai proprio un debole come ma ti piace allora mi assai. piace assai. Ti fa la differenza. Però guarda, ti dico, in tutto questo, hai visto che Oliva sempre non ha mai calciato forte. Guarda, è difficile, lui ha provato sempre a piazzarlo. È vero. È una sua caratteristica. Ma io guarda, ti dico un'altra cosa pure, in partita cerca sempre l'assist e mai il gol. Ah. È un'altra cosa ancora. E questo tu lo vedi dal tipo di calcio anche. Dal- Anche da quello lo vedi. Perché non calcia con quella Tutto torna. Cazzim! Tutto torna. Questa è bellissima. Simpatica. Sì, sì. Simpatica. Questa è simpatica, è vero. È Bravo, È bravo. la vita.
Però bene. bravo. Va bene, no? Molto, sì, Va sì, bene, sì. va bene, ragazzi. Anche nell'inventiva. Allora, che giudizi date a fine di questa seconda challenge? Allora, ti dico che se onestamente dovessi dire le cose che mi hanno colpito, mi ha colpito, come ti dicevo prima, molto il fatto di cercare non sempre il tiro forte. Ecco, questo a me piace molto, perché la gente è convinta che devi tirare forte per fare gol, invece non è così, quindi mi è piaciuto questo. E mi è piaciuta anche la duttilità, perché onestamente si sono dimostrati tutti abili difensori e hanno messo un po' di difficoltà. Adesso ci ha informato sui Sui ruoli, bravo, no? perché veramente non era difficile capirlo, perché hanno fatto le due fasi benissimo, sia la fase difensiva che la fase offensiva, quindi sono ragazzi preparati secondo me. Allora, visto che nella seconda sfida, anche nella prima in realtà, il tiro l'hai visto piazzato, io adesso voglio andare sulla potenza. Ah, E in bravo. realtà voglio andare su un qualcosa che mi è molto familiare, il tiro al volo. A te di familiare. Pure l'ha sbagliato in semifinale, però è familiare. Già, io ti ho visto, lo tiro al volo, poteva cambiare le sorti di una partita. Non infierire. E no, però te lo voglio ricordare. Voglio fare un tiro al volo però particolare, ossia con la sponda anche, facciamo mettere un'attrezzatura particolare qui, che si usa anche in tecnica individuale. La paretina. La paretina, e gli facciamo fare qualche tiro al volo per vedere anche la Vai. potenza del Vai, tiro. vai subito. Però per l'ultima sfida io voglio chiamare una persona che ti ha avvicinato al mio mondo, tuo figlio Enrico. Prego, Henry. Grande Fa Henry. molto piacere. Sì, lui lo sai che... Facciamo una bella sfida, coinvolgiamo anche il portiere, perché i portieri oggi la tecnica e lui ce n'ha tanta, già ho visto. Fanno i tiri senza il portiere, chi segna rimane, chi non prende lo specchio della porta ha finito. Cominciamo ragazzi. Vediamo un po'. Che pensi? Bravo. Alzato? Bello, bello. Sto arrivando, Gio, sto arrivando. Stai arrivando, stai Anche l'ha arrivando. finito. Abbiamo venuto. Vale. Grande, oh! Vabbè, sto tutto bene. Ma stop, ragazzi, qualità. sto stop è top. Sto un po' indietro. Lo sai perché? Perché non spingono il passaggio sulla paretina. In realtà più lo spingete forte, più la palla si alza, avete più tempo per coordinarvi. Bello. Ecco. Anche più forte, prova, guarda quanto si alza. Lo vedi? Vedi. Oh! Pure senza orologio! Pure senza orologio! Dai! No, questo è top! Questo è perfetto! Vedi, se la passi un po' piano ti rimane dietro. Rimane capito? dietro la palla. Il tiro forte, no? Il tiro Spingila, preciso. spingila sulla paretina, spingi! Forte! Sì, e vai! Ecco. Ah! Qua si è visto un po' il difensore. Esatto, l'ha preso Il di difensore esterno. che è lui. No, pure questo è bello, bravo! Grande portiere! Siamo Bravo, sicuri che è il secondo? È il terzo, È il terzo! Però io ti voglio dire una cosa del portiere. Il portiere si butta sempre a sinistra. perché- Però secondo il suo punto forte, guarda. Ma gli tirano tutti là, però dai, che dà, tocca a te. Dovremmo provare qualcuno che tira qua. Vediamo Ale se ha capito. È un po' centrale. Perché risulta più semplice. Il portiere è mancino, il portiere. Sì. Sì. Allora. Adesso è giusta. Oh, che parato! Bella, Bravo! È Bravo! stato bello. Bravi entrambi. No. Comunque hanno capito, Hanno capito il Gioco, hanno capito il gioco, hanno capito il gioco. Però sai, quando c'è qualità, veramente ce l'ha. Vediamo Andone perché l'ha fatto uno bello, Eccolo! È sempre lui! Mamma mia, c'è una Ma è una gamba forza impressionante. esagerata. Ale, dai! Sinistro. Oh, per il Oh, gol! Per il gol! Stinco sinistro, Stinco al forno, stinco al forno. bravo, stinco È al più forno. 3 però al Fanta, Oh, il coraggio di là di sinistra. Vero, Bravo. ha premiato. Ah, Cioè, ormai bello. stai imparando anche, Sì, cioè basta sì, che sì, vedi... Ci capito voi, Sì, me. Capito il gioco. Ah, tu devi Questa chi era rimasta un po' tu indietro. devi ringraziare Strozzata. una cosa, candieni scarpette. Va bene. Che stai ringraziando? Eccolo, gol. Guarda che c'è certo legnato. Ale, questo dedicamelo! Tira certe legnate. Bellissima coordinazione. Buona la coordinazione. Secondo però, me ragazzi, non lo- talento. Secondo me è un po' stanco, ma lui a livello di si vede qualità, secondo me si vede l'allenamento di ieri, sta a vedere a livello di qualità si vede più coordinato. È andato pure a destra, ragazzi. Ci siamo tolti i dubbi, Sì. Gaetano. Devo dire allora il portiere è bravo, Un gatto. Un gatto. Non lo so,
Non lo so perché dall'altra parte l'avrebbe presa. Dall'altra Non lo parte so. questa vabbè, un po'. Quindi adesso facciamo la sfida che hai proposto tu, Ivano, Sì, però mettendo dall'altra parte anche il portiere. Lo Sì. facciamo a porta vuota, quindi Es- dovete soltanto segnare. E se perdete col portiere la sfida, Sì, questo è. Eh, No, vuol dire che hai sbagliato, Giovanni. Cioè, se perdono col portiere, hai sbagliato. questo è un tiro dritto per dritto e tu devi supporre che c'è il portiere. Lui dà stoppa col piede, un portiere forte così. Quindi noi tocca mirare gli angoli. E quello Che ne dici? La rete? è cascato. Che succede? Ah, però non so tiri questi. Non so tiri, cioè Facile ce li immaginiamo ovviamente con un portiere. Più lato, capito? È facile questo. Ecco. Attenzione! Attenzione, fuori. il primo eliminato. Il primo eliminato abbiamo. È facile, è facile. È facile. Però ha apprezzato questo tentativo perché Sì, sì, sì. ha mirato provato. comunque Ha mirato dove non si sa, però ha mirato. diversamente dal Ha mirato centro. bravo. Allora, se il portiere sbaglia, va subito a porta, No. Guarda, No, certo. Ho capito, però. Però il passaggio fallo forte ti salza, dai, tranquillo. Fino a mo' hai fatto un rosso che tirava forte, ma che lo devi fare? Interno forte e scatta. Con quei portieri non lo so. quelli. Troppo facile. Ecco. Ah, attenzione, errore questo. Errore? Questo è pure grave come errore. Grave errore. Eh, Che ha voluto attenzione, sempre due tirare eliminati. forte. Occhio alla giocata. Occhio alla giocata, diciamo. Occhio, Prendi rovescio. Bene. Alessandro Magno d'Oliva. Sì, sbagliata. Attenzione, Errore, attenzione, errore. Altro eliminato abbiamo. Sì. Sta vincendo il portiere? Sta vincendo un portiere. Questo non deve succedere, Giovanni. Giovanni, lo dico perché questo non deve. No, Vai. occhio alla giocata. Occhio alla giocata. Come è molto, No, come no? E allora? Boh, e ora? Ora, ragazzi, però ci vuole l'acrobazia deve stare sempre a un livello alto. Ci vuole la perché controgiocata. l'aspettativa è molto elevata. Niente, attenzione, sta succedendo. Sta per succedere quello che non doveva Che non succedere. doveva mai succedere. No! Grandi! Ecco denuncia da parte del Magno. Non male. Però, dai, diciamo che hanno fatto una bella sfida alla fine. Allora, sfide finite, ci siamo divertiti, è stato bello, vi ho portato un po' nel mondo YouTube con challenge varie, però diciamo che il commento tecnico mi aspetto che lo fate più voi, ovviamente perché avete più esperienza in questo campo qua. Ah, io mi sono divertito, devo dirti la verità, ho visto qualcosa che raramente vedo, o meglio qualche volta mi ha fatto vedere mio figlio in passato, quindi sono sfide simpatiche, una buona qualità, qualcuno tira un po' più forte, qualcuno tira un po' più preciso, insomma, abbiamo quindi nel complesso abbiamo visto un po', secondo me, di tutte quelle che sono le componenti di un tiro. Nell'uno contro uno è normale, il difensore è stato un po' più agevolato perché ecco è il suo mestiere, ha avuto qualche difficoltà nel fare le altre azioni, però nel complesso un'ottima qualità per il livello insomma che noi ci aspettavamo, quindi i complimenti vanno a Giovanni ma soprattutto a voi perché siete stati davvero molto molto in gamba con un portiere poi simpatico che devo dire la verità è sempre, il portiere è sempre quello più esuberante, no? Più esuberante. Simpatico ma veramente bravo, non so se è una buona cosa. No, Giovanni, complimenti, veramente sono d'accordo con Gaetano che a me è piaciuto tanto lo spirito, perché poi io sostengo che il calcio è uguale in tutte le categorie, sotto il punto di vista soprattutto umano, si creano dei gruppi e quindi ci aiuta a crescere. Mi è piaciuto come vi siete divertiti tra di voi, la qualità non me ne vogliate, pensavo che non era così alta, molto molto bene, le sfide sono state simpatiche, avete difeso bene, avete attaccato bene, quindi ti ringrazio di avermi coinvolto entrambi in questa cosa perché è stato veramente piacevole, complimenti e vi seguirò. Grazie mille a te comunque per la disponibilità, ringrazio i ragazzi che si sono divertiti e che si sono prestati Come no? a questo contenuto, poi vediamo che legame fai e che dà. E poi noi ci immaginiamo. Te chi ha vinto secondo te? Chi ti è piaciuto? Grazie Bravi, ragazzi. bravi, bravi. Grazie. Mi ha fatto piacere, sincero, che ti sei divertito nel mio mondo, vero? Allora Giovanni, ti dico la verità, sì, mi sono divertito, poi te lo sai, io se ho conosciuto te perché lui ha visto tantissimi video tuoi, quindi era, come devo dirti, il giusto, non voglio dire punto finale per riunire un po' questi due mondi. Mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito, ho visto veramente dei ragazzi
bravi, devo dirti la verità. Almeno questo. Però ti dico, ora dobbiamo, ecco, poi sai che ora il percorso è lungo, ora c'è l'estate, per te c'è l'estate, per me c'è il calciomercato, finiscono le partite, ora sta iniziando un lavoro importante. Siamo all'inizio proprio. Bravissimo, bravissimo. Però tu sai che poi un vero calciatore noi non lo valutiamo dalle acrobazie e dalla pura tecnica, ma viene valutato durante una partita, perché devi vedere come ci si comporta, la pressione, il come si comporta con i compagni, Come gestisce alcuni momenti pure della partita. Bravi. E questo è quello che poi è la vera essenza. Quello che a noi maggiormente ci può interessare, come tu ben sai, sono quei giovani professionisti under 14, under 15, under 16, under 17 che iniziano ad giocare proprio, ecco, in questi settori. E quello secondo me è il focus che devi avere per il futuro. Assolutamente, sapevo che comunque avresti detto una roba del genere perché so come si muove un procuratore in questo settore, in questo campo. Già ti dico che ultimamente sui miei social, così come sono riuscito a trovare Francesco, tanti altri ragazzi mi hanno contattato, alcuni di club professionistici under 15, under 16, under 17, perché hanno visto che ultimamente siamo andati sui campi a vedere le partite, si stanno interessando. Mi fa molto piacere che abbiano preso a cuore questo mio nuovo percorso lavorativo. Perfetto. Però poi ricordati che c'è sempre lo studio. C'è sempre lo C'è studio. sempre lo studio. È una cosa importante. Però per ora andiamo avanti così, perché tanto insomma devi prepararti, poi si vedrà quello che succede. Facciamo le cose, Giovanni, step by step. Però poi c'ho una sorpresa in mente, ma ne parliamo a settembre. Va bene? Va bene. Ti fidi di me? Mi fido di te. E pure di te. Ciao Giovanni. Ciao, ciao.